Ogni chiamata, ogni numero viene controllato. Sono 18 le utenze telefoniche al vaglio degli inquirenti. Gli investigatori stanno ricostruendo la rete di telefonate dei 4 arrestati: l'ex marito della vittima, il 79enne Enzo Lorenzon, la compagna 32enne di Leslie Guzman, entrambi considerati mandanti del delitto, Sergio Lorenzo, l'esecutore materiale dell'assassinio insieme al fratello ed un'altra persona, questi ultimi due ancora latitanti, ed il mediatore Juan Maria Guzman, anche lui domenicano. Ma sotto la lente di ingrandimento i messaggi che i quattro si sarebbero scambiati nel periodo dell'omicidio prima e dopo l'assassinio. SMS e WhatsApp che poi avrebbero cancellato, ma gli investigatori stanno cercando di recuperarli. In quegli scambi forse altre prove che incastrerebbero ancor più gli indagati. Era stato intanto già accertato che le celle telefoniche di Guzman e Lorenzo erano state agganciate nella zona di Conegliano nei pressi di via 28 aprile qualche giorno prima del delitto, una ragnatela di utenze che potrebbero portare ulteriori novità su accordi e decisioni relative a quel terribile giorno quando Margherita Ceschin fu uccisa senza pietà da due individui che entrarono nella sua abitazione in tarda serata. Per l'omicidio della 72enne, 3 persone si trovano nel carcere di Treviso, mentre la donna, compagna di Lorenzone, è stata scarcerata dal Tribunale del Riesame. Per chiudere il cerchio mancano i due killer che hanno materialmente ucciso l'anziana. Dopo il delitto sono tornati in Spagna da dove provenivano. Oggi potrebbero addirittura essere tornati nel paese d'origine, la Repubblica Dominicana.